Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo come di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, l'ospite di questa sera è l'assessore Roberto Marcato, abbiamo già parlato di tante belle cose e poi Roberto Marcato è anche un personaggio, parlavo prima di entrare in trasmissione che quando metti i post su Facebook sono molto seguiti da milioni di persone e quindi televisivamente è accattivante come modo di proporsi. Allora Roberto, abbiamo parlato di tante cose, adesso andiamo a parlare delle imprese. Anzi, voglio aprire una parentesi. Cosa ne pensa delle aperture domenicali dei negozi, di punti vendita? Io ho fatto e sto facendo una battaglia enorme su questo punto. Nel senso che, tolta l'esigenza delle città che vivono esclusivamente di turismo, o delle città balneari dove non è che tu puoi immaginare a Jesolo di chiudere tutti i negozi sabato e domenica perché uno fa la stagione in quei 3 mesi. Ma per tutto il resto ci siamo resi conto di una cosa, intanto non c'è un euro in più di PIL, cioè il PIL che prima facevi in 6 giorni ora lo fai in 7, quindi è stato solo spalmato su 7 giorni. Come si diceva una volta, la torta è quella. Insomma. È sempre quella. Poi in Veneto, che abbiamo realtà spesso e volentieri piccole e piccolissime, dove abbiamo per esempio non so, la bottega che è gestita dalla mamma e dalla figlia e basta. Cioè, queste qua sono costrette a rimanere in quella bottega 7 giorni su 7 per 12 mesi all'anno. Io lo trovo aberrante. Cioè queste non possono mai prendersi un giorno di ferie perché non hanno la capacità, come può avere la grande distribuzione o altre realtà, di fare il turnover, cioè non ce l'hanno e devono rimanere là sempre. Poi adesso vi dico, ma davvero bisogna tenere aperto il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, il primo dell'anno? No, Natale ancora no. Ah no, qualche realtà l'ha aperta anche a Natale, sì, cioè, no. Perché il decreto Salva Italia di Monti ha liberalizzato. Invece io sono convinto di 2 cose. Primo, che la competenza debba ritornare alle regioni, come dicevamo prima, perché ogni regione può declinare, a seconda delle proprie esigenze territoriali, le scelte migliori. Convoca le associazioni di categoria, tutte, e dice, bene ragazzi, siamo qua. Queste sono le aree balneari, queste sono le aree turistiche, queste sono le aree così, queste sono le aree colà. Che facciamo? Facciamo tutte le domeniche chiuse, tutti i sabato, facciamo... e in base alla tua... Perché è del tutto evidente che il Veneto ha delle esigenze diverse dal Molise. È del tutto evidente. Perché devo avere una legge che vale per tutti i territori? Prima cosa. Seconda cosa... il Molise insomma c'ha il Gran Sasso vicino al Gran Sasso. No, ma è diverso, ma è diverso. Io ho esigenze diverse. Come Venezia ha esigenze diverse dall'Alta Padovana. Diverse. Rovigo ha esigenze diverse dal centro di Padova, diverse. E quindi dai la possibilità ai territori di decidere. 2, c'è un tema etico. Cioè davvero dobbiamo inseguire questa cosa per cui in nome del Dio denaro dobbiamo togliere alle famiglie, le mamme, i papà, perché devono fare il loro turno alla bottega, al supermercato di domenica o il giorno di Natale. Io credo di no. Tra l'altro, ogni volta noi che dobbiamo fare delle critiche guardiamo sempre cosa fanno i nostri paesi di riferimento, la Francia, l'Austria, la Germania, perché loro sì che sono civili. Ecco, in Germania e in Francia il sabato pomeriggio dalle 3 in poi lei non trova più un supermercato aperto, non trova più un negozio aperto, chiuso. Poi fa la spesa, ci va il lunedì o ci va il sabato mattina. Sono paesi civili, mi sembra che non abbiano portato inciviltà nel mondo, no? Sono paesi civili. Ecco. Loro fanno questo perché noi dobbiamo essere più bravi di tutti e poi siccome quel decreto si chiamava Salva Italia, cioè avrebbe dovuto salvare l'Italia e dare una spinta all'economia enorme, così non è stato, abbiamo il dovere di rivederlo. Oggi ci sono 2 proposte, una nostra e una del Movimento 5 Stelle, su questo per rivedere completamente il decreto Salva Italia e ritornare a come si era prima, cioè le regioni decidono un tot di aperture domenicali e festive. Basta, tutto il resto si chiude. Ripeto, non cambia nulla. E poi dicono, ma ci sono buste paga in più. Sì, ma che buste paga sono? Siamo sicuri che siano stipendi adeguati? Siamo sicuri che certi turni fatti dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio siano turni? Ma che turno è?
Se una mamma deve lasciare la bimba a casa per andare a lavorare alle 10 e tornare a casa alle 3:30 del pomeriggio, ma che turno è? E tutto questo, cioè, parliamo però del fatto che ci sono poche nascite, che dobbiamo importare immigrati per aumentare le nascite, perché i nostri non fanno figli. Dà la possibilità ai nostri giovani di sposarsi, di fare una famiglia, di avere delle protezioni attorno ai propri figli. E vedrai che anche le nascite oggi Roberto Mercato è diverso rispetto a una volta. Oggi una coppia che ha dei figli deve avere anche una retribuzione, dovrebbe avere più servizi, dovrebbe avere asili nido. Non può una famiglia permettersi un asilo nido a tanti costi quando ha uno intanto stipendio. Lasciamo le mamme che possono, quando si può, la domenica a casa con i propri figli. Intanto facciamo queste cose. Dopodiché c'è il tema degli asili nido e noi i nostri punti programmatici di governo. Bisogna dare gli asili nido gratuiti alle famiglie, a chi ha difficoltà. Bisogna dare una mano alla famiglia a far crescere i propri figli, dare delle protezioni. Io immagino uno che si laurea, fra laurea, specializzazione, cosa l'altra, ti ritrovi a 30 anni. Vuoi anche sposarti, non hai uno stipendio, non hai niente, vai in banca, fatti un mutuo e ti hai dovuto andare, perché a tempo determinato, a 3 mesi, non ti danno un finanziamento. Devi ricorrere, per chi li ha e chi ha la fortuna di avere un genitore che abbia qualcosina, devi ricorrere ai genitori. Ti metti là, fai una casa, non hai i soldi, metto al mondo un figlio che è innanzitutto un atto d'amore, ma poi diventa nella realtà quotidiana un costo. Se tu non gli dai delle protezioni, cioè uno dice mi piacerebbe tanto, ma non ho a casa, non ho uno stipendio fisso, mia moglie non lavora, cioè, metto un mondo al figlio e lo mantiene chi? Se invece noi riuscissimo a dare protezioni a questo nucleo familiare, insomma, questo, tra il dire e il fare cosa succederà? Che bisogna dare gli asili gratis, per esempio, che alle famiglie che non hanno redditi sufficienti deve intervenire lo Stato. Parole da campagna elettorale, Roberto Mercato. Questo è da programma elettorale. Ho capito, però quando si farà, cioè perché dal programma, dal dire, vengono dette si farà tante in questa cose, legislatura? Si farà in questa legislatura. Questo è uno dei temi caldi a cui ha sempre tenuto particolarmente Salvini. Ogni volta che parlavamo, lui, sta roba degli asili nido l'ha sempre voluta. E ha ragione, altrimenti facciamo grandi discorsi filosofici, ma poi la gente fa i conti con quello che prende al mese. Ecco, e quindi proprio in virtù, noi eravamo partiti anche qui dalle aperture domenicali, in virtù che anche questa cosa verrà ragionata e messo nero su bianco. Sono già i 2 progetti di legge, sono già là, pronti, perché tra l'altro l'avevamo detto in campagna elettorale in maniera molto chiara e netta. Io avevo chiesto anche a Matteo Salvini una presa di posizione su questo e lui è sempre stato assolutamente d'accordo, perché io ho istituito il tavolo etico in regione per l'abolizione della legge Monti Salva Italia ancora 2 anni fa. Ecco, in virtù di tutto questo, Roberto Mercato, poi succede che Boeri dice no, non perderemo 8.000 posti di lavoro per il decreto di dignità, ne perderemo 80.000, quindi si arrabbia Di Maio, si arrabbia Salvini, dicono a Boeri senti se vuoi dimettiti, vai a casa. Ecco, Roberto Mercato in virtù di tutto questo cosa ne pensa? Perché poi ha lanciato il ragionamento dei posti di lavoro e se facciamo festa che sabato e domenica ce ne sono ancora meno, è uno dei piccoli passaggi che si può fare un tipo di ragionamento. Penso, come dicevano i latini, sutorn e super crepidam, cioè calzolaio non oltre la scarpa, ognuno deve fare il suo. Allora, il legislatore deve fare le leggi e poi ci sono tutta una serie di funzioni e di responsabili che sono chiamati ad applicare quelle leggi. Se tu invece vuoi fare il modificatore di leggi, ti candidi, vieni eletto e fai il legislatore. Boeri nelle sue funzioni non ha quelle di divulgatore di critiche al legislativo. Può anche fare, è vero, tutto vero, il ragionamento lo fa una piega, però può anche essere vero che Boeri dice attenti. No, perché... lo fa nell'ambito delle sue funzioni, va nella commissione parlamentare, va a colloquio con il ministro, suo riferimento, gli dice guarda io ho fatto una serie di calcoli e a mio avviso, perché poi io le mostro altri 10.000 calcoli che dimostrano il contrario e sappiamo che poi non sappiamo come va a finire, io ho fatto dei calcoli, sono preoccupato per la tenuta dei conti per questo motivo. Se mi permetti io ti consiglierei di fare queste modifiche. Ci ragioniamo? Questo, oppure è la stessa cosa quando vedi i magistrati che fanno le conferenze stampa
per criticare un provvedimento governativo o legislativo. Io li ho criticati quando lo facevano contro Matteo Renzi e quel governo e quel Parlamento. Cioè, i cittadini hanno, non solo i cittadini, ma un sistema civile di diritto funziona se ognuno fa il suo, perché è una macchina complicatissima. È inutile che io mi metta a fare il giornalista, non è il mio lavoro, non lo so fare, e non mi metta io a lei fare domande. Probabilmente farei delle domande idiote che non interessano a nessuno. E se il politico sbaglia, chi controlla il politico che sbaglia? Ma guardi che la democrazia avrà mille difetti, ma è tutto in mano al popolo. Se un politico sbaglia, come è successo, infatti l'ha ricordato lei, 4 anni fa, 4 anni fa Matteo Renzi faceva il 40% alle europee, giusto il 40%, 4 anni dopo quello stesso partito oggi lo danno al 13-14%. E chi controlla? Però il cittadino. Se uno fa i danni nel frattempo, una delle cose che mi è piaciuto, e parlo di sopra delle parti politiche perché io non ho preferenze, però Travaglio ha scritto il fatto, è da anni che al governo non c'è e non ci sono parlamentari che non sono stati indagati. Abbiamo un Parlamento esemplare sotto questo punto di vista. Una volta invece erano indagati, ne combinavano tutti i colori, erano lì ugualmente e avevano fatto danni. Cioè io dico, se un politico fa danni, dobbiamo aspettare il termine della legislatura? Questo è un paese che dal punto di vista, proprio perché la nostra Costituzione è stata costruita così, con questa legge dei contrappesi. Noi arrivavamo dal ventennio fascista, da una dittatura che ha devastato il nostro paese, e c'era l'esigenza innanzitutto di creare, di immaginare un paese che non potesse più ricadere in quel tipo di dittatura. E la nostra Costituzione è stata creata con questa logica dei contrappesi, per cui hai la Corte Costituzionale, hai il Presidente della Repubblica, hai l'organo superiore della magistratura, hai le commissioni parlamentari, hai la Corte dei Conti, hai il Consiglio di Stato. Cioè, ci sono tutta una serie di elementi che servono a verificare l'uno con l'altro il corretto andamento dei provvedimenti. E dopodiché le scelte politiche aspettano però i politici, cioè fare o meno l'autonomia non è che te lo può dire la Corte Costituzionale, è una scelta politica. Era nel ragionamento che faceva lei prima, diceva il magistrato fa una conferenza stampa su una legge che viene... No, perché in quel momento là lui fa il politico. Quando tu fai una conferenza stampa per dire che un provvedimento è sbagliato, tu fai quello che farebbe il segretario politico dell'opposizione. Cosa dovrebbe fare? Ma ripeto, ci sono le sedi opportune per discutere i provvedimenti. A volte si ha l'impressione che invece a qualcuno piaccia molto, perché, e lo capisco, io sono un animale televisivo e lo capisco perfettamente, c'è questa voglia di apparire, c'è ed è umana, è un po' di narcisismo, c'è. Allora io dico, ci sono le sedi appropriate, andiamo a parlare nelle sedi appropriate. Perché la conferenza stampa per dire che il ministro di turno ha sbagliato o i parlamentari di turno o che un provvedimento è sbagliato, questo compete alla politica. Certo. E altrimenti poi i cittadini non capiscono più. Il prete deve fare il prete, il politico deve fare il politico, il giornalista deve fare il giornalista. Il giornalista che si mette a fare la tribuna politica non dice no, vado più perché... Però se il dato viene contestato dal presidente dell'INPS, qualche dubbio ti viene... ma certo, ma guarda, io non sto mica dicendo... Se l'ha detto, avrà avuto... Proprio perché non riesco a digerire i provvedimenti ideologici. Non è che io tutto quello che fa la Lega, tutto quello che fanno i nostri parlamentari è oro colato ed è un mandato divino. Anche noi siamo perfettibili, anche noi possiamo sbagliare, per cui che ci sia qualcuno che ti dice guarda che secondo me è opportuno, è sano, ma facciamolo nelle sedi opportune, non farlo... uscendo da una convention perché ci sono i giornalisti perché sai perfettamente che quella è un'uscita politica, lo sai. È una bomba quella. Certo, lanci un sasso nello stagno della politica, però non. Quindi è d'accordo con Salvini che ha consigliato di dimettersi? Beh, se uno non è, quando tu sei chiamato a governare istituzioni del paese e sei in contrasto con il governo di quel paese, non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione. La coerenza chiede questo. Cioè, certo. Se io fossi in contrasto con Luca Zaia, non posso continuare a star là. Se sono in contrasto e io reputo che tutto quello che dice e fa Luca Zaia sia sbagliato, cioè, o va a casa Luca Zaia o va a casa mia, ma siccome è lui che mi ha nominato, va a casa mia. Questa si chiama coerenza, Certo, non c'è. Se no... Roberto Mercato, lei è, come dicevamo prima,
il solo sviluppo economico del Veneto è praticamente quello che è Di Maio al governo, più o meno. Ecco, come funziona, come stanno andando le imprese venete? C'è un po' di crisi, come stanno andando? Allora, intanto il Veneto ha il tasso di crescita del PIL più alto d'Italia e questo è il dato che a me interessa di più, ha il tasso di disoccupazione più basso d'Italia. Teniamo conto che nel primo trimestre del 2018 il Veneto ha visto 58.000 nuovi posti di lavoro, veri. Questi sono due dati importanti perché siamo lontani ovviamente ancora dai dati pre-crisi, però insomma, diciamo che l'economia veneta è in salute. Non tutto il Veneto sta reagendo con la stessa forza, è giusto che lo Stato, la Regione, gli enti locali intervengano assieme alle associazioni di categoria, però la cosa che più mi piace di questo Veneto è che per molti anni molti analisti, molti economisti, anche molti politici, molti cattedratici avevano suonato il De Profundis dell'economia veneta perché sostenevano, con un assioma che ha una sua logica, che data la crisi, per restare competitivi nei mercati nazionali e internazionali era necessario fare investimenti in innovazione e ricerca, se tu volevi rimanere al passo. Le aziende venete, Cioè, avendo pochi dipendenti... L'innovazione ci vorrebbe. No, ci vuole, è una condizione sine qua, cioè è una precondizione. E dicevano, ovviamente, le aziende venete, essendo fatte per la stragrande maggioranza di aziende con meno di 10 dipendenti, quindi piccolissime, non hanno la massa critica sufficiente per fare innovazione e ricerca. Quindi sarete destinati a morire. Questo è l'assioma, il teorema che portavano avanti. E invece vi do questa notizia, cari signori miei. Primo, non capite nulla di veneti, perché bisogna essere veneti e andare in strada per capire i veneti. Non capite nulla e secondo, non capite nulla perché le aziende venete fanno innovazione e ricerca. Non capiscono nulla. C'ho tutti questi filosofi che avevano cantato il De Profundis dell'economia veneta. Il nord-est è morto, l'economia veneta è morta perché, loro dicevano, si deve trasformare in una economia tipo quella del nord-ovest, con aziende più grosse, che in termini teorici, da manuale di economia, funziona. Nel senso che l'azienda più grossa è, più fatturato ha, più possibilità ha di investire in innovazione e ricerca. Le aziende venete, gli imprenditori veneti hanno dimostrato di saper fare innovazione e ricerca anche con dimensioni piccole, che poi, come dire, tutti dobbiamo lavorare per aumentare la massa di queste aziende, d'accordo, ma non che questo sistema, perché tra l'altro i due parametri a cui facevo riferimento prima, crescita di PIL e disoccupazione, sono dati da chi? Dalle PMI. Guardi, le leggo questo passaggio marcato, che è un attimino quello di Confindustria del Veneto, che la vede come lei, ma gli imprenditori vedono un altro tipo di ragionamento. Allora, la cultura veneta del piccolo e bello, quello che fa riferimento a lei, ha fallito da ogni punto di vista, ma era prevedibile, come nelle Marche, che ha un'indole manifatturiera simile. Già 15 anni prima l'internalizzazione stava diventando un fattore determinante di mercato. Si capiva che sarebbero servite le dimensioni e loro invece portavano avanti il piccolo. In India con Prodi i piccoli industriali veneti furono incontrati chiedendo dove sarebbero finiti, visto che già si faceva fatica a fare il grande. Figuriamoci i volumi ridotti. Allora dice Confindustria che continuava ad alimentare le piccole industrie di fronte a una crisi che sarebbe arrivata e che è arrivata a discapito ovviamente delle grandi aziende, e dice: voi fate gli imprenditori, dovete crescere, dovete diventare più grandi per poter vivere, più piccoli siete, più siete destinati a morire. Confindustria dice, è quello che è il ragionamento che ha fatto giustamente lei poc'anzi, invece gli imprenditori dicono no, non è come, e hanno una battaglia interna tra di loro, insomma, su questa diatriba. Sì, no, chi ha ragione? No, la Confindustria sostiene che in realtà piccolo non è bello. Allora no, con te che va bene. Mi scusi, forse mi sono spiegato. Confindustria dice che difende le piccole aziende. Sono degli imprenditori che vorrebbero le grandi aziende e dicono le grandi aziende salverebbero tutti. Invece Confindustria dice no, devi dare vita anche alle piccole. Cioè Confindustria fa un ragionamento sì, come io sto ai numeri.
Chi è che oggi sta dando crescita di PIL e occupazione? Le PMI, punto. Cioè le PMI che secondo qualcuno erano destinate a morire. E tenete conto che noi abbiamo vissuto la crisi più grande dal 29 in poi. Cioè noi che abbiamo vissuto una crisi, tra l'altro è sempre giusto ricordarlo, abbiamo pagato un tributo di sangue con i nostri imprenditori che si sono uccisi a causa della crisi, inimmaginabile e inaccettabile, perché anche lì forse lo Stato è stato un po' assente, un po' tanto. Quindi abbiamo avuto una crisi devastante nei nostri territori, che, ripeto, secondo qualcuno avrebbe spazzato via il sistema del Veneto, del Nord-Est, della PMI. Cioè ragazzi, queste sono più sane che mai. No, certo, ma è Dopodiché, che si debba arrivare ad avere dimensioni più grandi, ma siamo tutti d'accordo, no, però perché è più facile, tra l'altro. All'interno di Confindustria, cioè nel ragionamento che faceva Roberto Mercato, Confindustria Sì, c'è questo, la vede come lei. Sì, c'è Invece questo. sono degli imprenditori che dicono no, non è possibile, no, tu se vuoi vivere, se vuoi andare avanti, faccio la grande distribuzione, tu apri la grande distribuzione, se tu fai 1 miliardo di fatturato che sembra chissà che, o 2 miliardi o 3 miliardi come lei conosce bene i imprenditori che hanno la grande distribuzione, ormai sono piccoli, devono cercare sempre di diventare più grandi. Tenga conto che per esempio nei periodi di crisi, allora, se io e lei siamo soci di un'azienda che ha 3.000 dipendenti e noi facciamo penne e biro, dico una sciocchezza. Arriva la crisi, arrivano i computer, nessuno più usa le penne e biro, io non è che riesco a convertire quei 3.000 dipendenti e tutto il know-how aziendale, l'organizzazione aziendale in un anno per fare monitor. Roberto Mercato, mentre il piccolo è in grado anche di rigenerarsi con molta velocità. Però se noi partiamo da Agnelli, poi in Friuli avevamo aziende che costruivano... Gli Agnelli sono stati un po' sopravvalutati. Ok, la Fiat, però sto dicendo Agnelli, sto dicendo la Lusottica, sto dicendo le grandi aziende che costruivano frigoriferi, mi aiuti il nome qui del Friuli Venezia Giulia, e hanno un po' sbagliato un po' tutti la loro programmazione, definiamola così. È colpa degli imprenditori o anche della politica che non ha permesso di costruire o di andare avanti insieme, oppure, come mi ha detto qualche imprenditore, è colpa di entrambi, perché non si capisce per quale motivo la Fiat, la Lussottica, tantissime altre aziende a livello nazionale siano ridotte come si sono ridotte. Qualcuno avrà pure responsabilità. Allora di chi è la colpa? Prendiamo l'esempio della Fiat, in quel caso là è colpa di entrambi, perché noi abbiamo avuto per troppi anni un'azienda che è stata assecondata dalla politica. Quella di elettrodomestici in Friuli, che è conosciutissima, non mi ricordo, mi sfugge il nome ora. Che ha avuto la crisi aziendale. No, che poi è fallita, che poi era stato anche... Che ha avuto una crisi aziendale fortissima, che siamo intervenuti anche noi come regione 3 anni fa. Se non mi sfugge, però ho capito. Sì, mi chiedo, grandi aziende di questo tipo. Allora, guarda, prendiamo il caso più significativo, quello della Fiat. La Fiat ha vissuto per anni con una commistione strana con la politica, dove ogni volta che c'era una difficoltà la politica interveniva. Perché se c'era una difficoltà la politica interveniva, cassa integrazione, cioè, insomma, tutta una serie... E la politica in quei casi là ha nascosto anche una certa incapacità manageriale. Noi abbiamo osannato per anni... Possiamo dare la colpa a entrambi? A entrambi, assolutamente sì. E la dimostrazione è che quando si cambia il management e arriva l'attuale amministratore delegato, questi fanno macchine che vendono, fanno utili, fanno acquisizioni, addirittura diventano produttori leader in America. Quindi? Avrà anche il suo maglioncino e non avrà la giacca e la cravatta. No, ma la domanda ragazzi, è... Ecco, e quindi allora, cioè, anche qua la capacità manageriale di visione di un'azienda, la capacità di gestione. Ecco, Roberto Mercato, lei è l'assessore allo sviluppo economico del Veneto ed è una persona che è influente e molto importante. Per far sì che ci siano, semplifico il ragionamento, tanto per capirci, se lei gira per il Veneto nelle zone industriali sicuramente l'avrà fatto, la proporzione su 10 capannoni industriali 8 sono vuoti, 7 sono vuoti, mi dica lei la percentuale. Per far rinascere questa economia in Veneto, A, c'è la possibilità, B, non ci sarà più la possibilità perché il mondo è cambiato, o l'assessore o la regione o il Veneto o l'autonomia ha qualche idea particolare? Qualche fantasia? Ma io guardi, in realtà sono molto ottimista perché, come le dicevo prima, il Veneto sta dimostrando una vivacità imprenditoriale che altre regioni non hanno. E qua va dato atto e va dato merito ai nostri imprenditori che hanno il cervello sulle mani, come si suol dire qua, cioè hanno questa capacità di saper fare e di idea che è una commistione che abbiamo noi.
Poi finalmente stiamo riuscendo in quel piccolo miracolo che è quello di mettere in comunicazione l'imprenditore con l'università. Questa è la joint venture più importante che noi dobbiamo fare per arrivare ad avere un futuro importante. L'osmosi fra mondo dell'impresa e mondo universitario è determinante. La vede positivo? Sì, perché io l'ho visto con il piano industriale che abbiamo fatto. Mi scusi, è una domanda banale la mia. È positivo, sarei sicuro, perché se dovesse ripetersi a breve tempo una crisi come l'ultima, chiude Baracca e Burattini, chiudiamo tutti. Noi ragioniamo al netto di questo. Però io ho visto l'esperienza essendo una cosa ciclica, perché sì, certo. i nonni dicevano una volta... Ma l'importante è avere gli anticorpi, perché allora, sperare che non arriva mai più una crisi è impossibile. Bisogna avere gli anticorpi, bisogna avere strutture forti, bisogna avere un terreno positivo, bisogna avere capacità di saper fare, capacità di reagire, perché io ricordo gli imprenditori nostri che dopo 1, 2 anni, 3 di crisi aprivano le saracinesche, lo stesso andavano a lavorare, lo stesso non avevano un ordinativo che fosse uno, hanno ridotto il personale e mi ricordo il dramma nel dover lasciare a casa qualcuno, perché qui l'azienda è comunità, anche qua. Quando famiglia, da Roma leggono i veneti, non capiscono la presenza dei sindacati, è una cosa diversa. Qui spesso e volentieri il dipendente, se compare a matrimonio, è titolare. Non c'è questa distinzione fra il dipendente e il paron, non c'è. E spesso e volentieri il dipendente diventa paron a sua volta. Cioè è un'economia sempre in divenire che è tipicamente nostra. E ripeto, serviva un detonatore di qualità e ripeto, il ruolo dell'università è determinante e noi stiamo riuscendo in questo miracolo di mettere in comunicazione mondo dell'impresa e mondo universitario. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte della trasmissione con altre domande per Roberto Marcato, tra poco.